Siamo a Verona e siamo in compagnia del delegato provinciale. Paolo, Verona, delegazione di Verona dell'AIS è sempre attivissima, direi. Ci sono eventi che si susseguono, questa sera abbiamo un evento top. Sì, ma noi siamo molto fortunati perché abbiamo dei soci che ci stimolano molto, per cui siamo pronti a soddisfare le loro esigenze. La serata di questa sera indubbiamente è molto particolare, direi quasi storica, perché abbiamo la possibilità di godere di una verticale veramente molto importante. Leggo qui Ferrari, è stato di buon auspicio la vittoria della Ferrari in Formula 1, questa sera un altro top nel campo ovviamente differente del vitivinicolo. Beh, la Ferrari in macchina quest'anno è vittoria nella via di mezzo, insomma, dai. Voi invece collezionate vittorie abbastanza frequentemente. Noi ci proviamo, è il nostro territorio, la nostra storia ci obbliga a impegnarci al massimo, perché è importante, insomma, mantenere vivo quello che c'è dietro, un territorio, un'azienda che farà un po' 120 anni, insomma, quindi un nome importante, aveva una grande responsabilità, in primis la famiglia Lunelli che la gestisce e noi ovviamente che ci lavoriamo. Stasera è un'occasione. Questa sera cosa abbiamo? Perché veramente io ho dato un'occhiata velocemente qui, ma ci sono delle eccellenze e anche delle rarità, direi. C'è un prodotto che direi che il metodo classico in Italia è un simbolo, a Giulio Ferrari, addirittura oggi è in formato magnum, quindi è un'occasione ancora unica, che rara. C'è una bottiglia che è del 86, quindi ha 31 anni, quindi quella è la più vecchia, quindi è già quello. Sono delle rarità, no? È già quella un'occasione per fare una serata. Ovviamente spero che sia un momento di avvicinarsi a questi vini in modo proprio aperto, soprattutto contemplativo, di saperlo aspettare, questo vino nel bicchiere, e proprio vivere un'esperienza, non uno schema fisso di degustazione, ma un'esperienza di degustazione. Poi vedevo anche che c'è la presentazione, anche comunque voi non vi fermate, ma ci sono sempre, come dire, la ricerca va avanti, ci sono anche prodotti che in qualche modo cercano sempre di rimanere in linea con quelle che sono le richieste anche del consumatore, no? Sì, abbiamo voluto nella fase finale far conoscere un nuovo arrivato, il Perle Zero, che è un Padosè, un Natur, un prodotto non dosato, una cosa unica per la Ferrari, un po' diversa dal solito perché è nel mondo dei Perlè, però non è un multimillesimato, sono più vendemmie, più vini gestiti in modo un po' particolare, per creare una cosa un po' diversa, però sia sempre a livello del Ferrari. Come saranno queste 6 annate? Credo che saranno 6 Giulio Ferrari diversi, però tutti Giulio Ferrari, per il loro carattere che spero che esprimono nel bicchiere. Paolo, ritorniamo a te, parlavamo di delegazione di Verona, ottimi risultati, avete i corsi che sono partiti, altri in partenza a gennaio e mi sembra con ottimi dati. Sì, l'affluenza ai corsi è sempre molto importante, anche quest'anno le iscrizioni sono già iniziate, i corsi in atto sono molto numerosi, abbiamo per esempio un terzo livello di circa 100 persone. Non è facile. Già, però ripeto, è una provincia che sì, indubbiamente c'è lo spazio per lavorare bene. Sì. Benissimo, quindi appuntamento alle prossime trasmissioni, magari verremo a seguire qualche vostro corso per parlare con i giovani che si avvicinano, che tra l'altro mi sembra anche che sia proprio, come dire, una passione in qualche modo che spinge molti ad avvicinarsi a questi corsi, al di là delle opportunità professionali. Sì, i corsi rimangono comunque un'opportunità professionale, devo dire che in questi anni molti si avvicinano per passione, poi qualche volta si trasforma in qualcos'altro, ma il motivo principale è proprio la passione personale. Bene, a dopo.